quando l'ho conosciuta si era dimostrata una persona, una ragazza dal carattere molto forte, molto decisa sicuramente come persona, sicura di sé, anche in un certo senso autoritaria. Andavamo d'accordissimo in servizio, anche fuori dal servizio, però assolutamente mai nessun segno di squilibrio, di debolezza, assolutamente. Mi ha lasciato veramente sconcertata la notizia, ecco, che ho appreso ieri. Sotto shock Massimo Munari, vice comandante della Polizia Locale Unione Mussolente Cassola ed ex collega di Diletta Miatello, la presunta assassina della madre massacrata nella sua abitazione di San Martino di Lupari mentre il padre lotta tra la vita e la morte in rianimazione all'ospedale di Padova. Un dramma che non si riesce a spiegare chi ha conosciuto la 51enne ex vigilessa e con lei dal 2001 per alcuni anni ha condiviso ore di lavoro ma anche sogni e aspirazioni. Diceva che se fossi riuscita a laurearsi, aveva intenzione appunto sì di provare a fare i concorsi in Polizia di Stato, perché le sarebbe piaciuto intraprendere proprio la carriera come ufficiale, come commissario della Polizia di Stato. Ci teneva tanto anche al lavoro che faceva, le piaceva, lo faceva con passione e ci è anche dispiaciuto quando se n'è andata. E, ecco, poi io ho perso i contatti con lei, non ci siamo più né visti né sentiti, adesso erano parecchi anni che proprio neanche più la vedevo. Quando lavoravate assieme, ha mai fatto cenno a, non so, dissapori in famiglia con i genitori o quant'altro? Ma assolutamente, assolutamente. E quando ieri l'ho saputo mi ha raggelato il sangue proprio, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Mai, mai, mai avrei pensato a un finale così